team negostante al Padova si trova a Casale di Scodosi, in provincia di Padova. Quest'oggi la meta delle nostre indagini è la splendida Villa Correr. Cosa nasconde questo splendido posto? Quali leggende vi si intrecciano? Storia, mistero, lo scopriremo questa sera. Villa Correr è immersa nella campagna di Casale di Scodosia ed è una splendida struttura che risale al XVII secolo e pare che parte della corte domenicale sia stata costruita sopra i resti di un castello. Costruita dalla famiglia Correr inizialmente come fulcro dell'imponente attività agricola, conta infatti diverse rimesse, magazzini, granai ed essiccatoi. Diventa nel periodo caldo dimora estiva della famiglia. Il complesso si presenta molto articolato per le continue trasformazioni ed ampliamenti attuati nei secoli. Nel corso della sua storia sono diversi i proprietari che hanno abitato tra queste mura. Tra questi citiamo l'ultima famiglia, i Dalla Francesca, che verso gli anni '80 decisero di cedere la struttura al comune di Casale di Scodosia, che l'ha adibita a mostra nazionale dell'antiquariato fino a metà degli anni '90. Attualmente è utilizzata dalla Pro Loco del paese per tutte le attività culturali. Citiamo per esempio la mostra cinofila nazionale che ogni anno viene organizzata verso la fine di maggio. Oggi questa immensa struttura mantiene ancora immutato il suo giardino, le decorazioni su intonaco, in terra naturale e le finestre a medaglione di Murano, uno splendido gioiello architettonico immerso nel verde della bassa padovana che tutti possono ammirare. Questa qua qui c'è qualcosa, c'è qualcuno qui dentro. E come si sta se nascondendo? Non lo so, si sta se nascondendo. Boh. Ma questa qui c'è qualcosa di molto forte perché l'energia vibra. Ma Mi vibra una tanto. donna? Una donna vecchia, anziana. Non so, cosa ci sta facendo? Ma credo che stia morendo in fase di morte o in qualcosa. C'è tanta gente che piange comunque. Che piange? Sì. Ma se prima, quando sono passato di qua, che ho guardato dentro il finestrino, l'ho vista. Cioè, ho visto. Cioè, anche. Sotto scala dove? Lo so, però l'hanno messa qua perché puzza. C'è un qualcosa qua, Io direi di soffermarsi tantissimo qui stasera, Oltre che al fatto sopra che ho sentito la voce di qualcuno che mi stava parlando, stava urlando. Io direi di soffermarsi tanto qua. Qui c'è un'energia molto forte, non tanto positiva. Oh yeah. Non tanto positivo. No. La prima cosa che ho fatto, ho visto queste porte qua, questa proprio è la parte proprio E cruciale. lei si sposta comunque queste stanze? No, vedo persone che si spostano da queste stanze. Gente che piange di là. E l'hanno isolata in quel. Ecco. In sottoscala. Sì. L'attuale in sottoscala. Magari era un'altra Mi hanno stanza fatto, molto. sì, esatto. Io vedo una roba del genere. Se tu sappia comunque questa era non tanto la residenza di Corrara, all'inizio era usata come colonia agricola, piena di magazzini, di rimesse, c'erano tutti i braccianti agricoli, i mezzadri e c'era il fattore che coordinava tutte le operazioni, che però Infatti non abitava la zona- qua. Il fattore abitava nell'alto stabile che è risalente più avanti Sì. rispetto a questa struttura. Ma se non sbaglio dicevano che qua c'era la servitù in una delle C'era la due servitù dei Correr e veniva utilizzata come residenza estiva dai Correr Giusto, questa è zona. vero. Per i 3-4 mesi all'anno. Sì, ma lavoravano da soli. Quando Sì, c'erano la signorotti, famiglia. diciamo che Esatto, che si venivano- mettevano qua a lavorare, Sì, sì. io vedo questa Sì, sì. sorta qua. Di sopra ci sono le stanze che si dice fossero di questo vescovo, che non ho trovato tracce nei libri. Esatto, che è quella della famosa storia della vasca. Qui vedo tante stanze, qui vedo una sorta di servitù di gente povera qua. Già questa è la stanza della servitù. Qui vedo gente povera avanti e indietro. Anche la cappella, no? Dove sta la cappella che è la famiglia Correr.
Io non, ripeto, non ho dati in mano per sapere quale vescovo e quando avrebbe abitato qua, non lo sa nessuno, è solo una diceria che si tramanda di generazione in generazione. Però senz'altro questo è un angolo religioso che già vedi come... esatto. Sì, da un so che Ma di... c'è qualche simbolo religioso? Allora, lì senz'altro è raffigurato qualcosa. Qualche statua anche Qualche magari. statua, qualche scultura. Ah, lì c'era Anche un là quadro. qualcosa c'è. Sì. Lì c'era un quadro di una Madonna. Ah, sì. Madonna nera. Un volo nero. Chi era la Madonna? Qui. Come si chiama? La Madonna? Non avevo detto? Ma non era? No, non è vero. C'è una Madonna, c'è una santa, una cosa con il velo nero. Santa Rita? Bravo, La Cascia? sì. Io vedo un quadro con una Madonna, non una Madonna, ma La donna? una suora. suora. Santa Rita la Cascia. C'era stato, sai dove? Alla chiesa di Lanconese. L'hanno spostata magari? Ah? L'hanno spostata da qua? Io vedo un quadro qua. Ah, un quadro, non sta Io quello. vedo un quadro con raffigurato una suora nera, una suora con il velo nero, vestita di nero. Sai che ogni suora ha il suo... Si dipende dall'ordine di papà. Esatto. Grazie. E non me lo ricordo più com'è il nome, però ce l'ho tutta... Questa era la stanza, vero Alessio? Quella là. Ma questa? Qua è il bagno, il famoso bagno di cui anche questo non è narrato in qualche libro, però sono di sapere che qui Nella stanza. esatto, qua nel bagno la vasca si svuoterebbe e si riempirebbe. Secondo quanto mi è stato detto, chi viene a aprire ogni tanto per prendere acqua. È piena però adesso? Adesso è piena, come anche il 7 gennaio scorso quando abbiamo fatto il primo sopralluogo. Però tutti coloro che vanno in queste stanze per aprire i balconi e dare aria, affermano che a volte è vuota e a volte è piena. Quindi E non c'è... non si può, non c'è, è bloccato tutto, entrare è sconsigliato perché come vedi non è sicuro, però il mistero è questo, l'acquedotto non arriva, non ci sono infiltrazioni, quindi Non ci sono perdite. Da dove viene l'acqua? da dove viene l'acqua? Perché si riempie? Questo era il bagno di questo fantomatico vescovo. Cavolo, è piena d'acqua. Sento? Vai. E qui mi sento che c'è una sorta di un castello. Qui dentro, qui fuori. Qui dentro. Pensi che il pozzo sia collegato al castello? Il pozzo e anche la torre. Ce n'è una là a torre e un'altra in fondo. No, ma Io io vedo dei resti qua, proprio qua. Il resto del castello non c'era prima. Sì, perché sorgeva proprio da qua verso la villa. C'è proprio una sorta di un castello. Beh, la villa è del 1500, prima metà del 1500 e pare che sorgesse proprio su dei resti di qualcosa di precedente. Adesso non so se definirlo castello perché non ho dati certi in mano. Comunque la famiglia Correra avrebbe costruito questa imponente villa soprattutto per motivi agricoli legati all'agricoltura. Infatti è pieno di magazzini, di rimesse. Qui abitavano anche i contadini che ci lavoravano, i braccianti agricoli, però veniva utilizzata anche come residenza estiva nei mesi dalla primavera fino all'autunno. Ecco. Da quella parte ci sarebbe un bunker, un sotterraneo che pare venisse utilizzato dai soldati tedeschi durante gli ultimi 2 anni della seconda guerra mondiale. Come tutte le residenze storiche, anche Villa Correra avrebbe ospitato una guarnigione di soldati della Wehrmacht e durante le incursioni degli aerei alleati pare che si nascondessero sotto, proprio dentro l'interno del sotterraneo. Lì nella, chiamiamola cupola,
veniva posizionato un soldato semplice in guardia e sotto andavano i maggiori della Wehrmacht. Attualmente non si sa di storie di massacri in questa villa da parte dei soldati tedeschi, cioè massacri contro partigiani o gente del luogo, non si hanno notizie in particolare. Si può benissimo pensare che avesse un ruolo di base logistica come tante altre costruzioni storiche che sono presenti nel territorio della Bassa Padovana. E qua c'è un ripassaggio, una delle entrate, due entrate, che adesso è bloccata l'accesso da un asse. Grazie in questa qua, sento qualcosa di particolare. No, questa è stata costruita solo per agevolare questa cosa qua e basta, ma non c'è mai andato nessuno. Non è mai stato No. utilizzato. No, l'hanno costruita, sembra come che hanno coperto con qualcosa e facendo sta cosa qua. Nascondere in qualcosa. Sì, hanno nascosto qualcosa qua. Non riesce a capire cosa. Potrebbe anche essere anche un discorso di gente ammalata e l'hanno messa qua, buttata dentro nelle fosse. E fosse fossa comune allora? Sì, Sotto qua? sì. E questo mai E questo e questo è stato coperto sopra per nascondere. Cioè, mi spieghi chi è, dove sono le case, dove c'è gente che potessero nascondersi qua dentro? Sì, non ha senso. Vado a costruire un vabbè, ma bunker, magari- entrata qua e uscita lì. Cioè, Cioè era già presente all'epoca dei tedeschi questo? no, è stato ritrovato resti di persone. Sì. E cosa hanno fatto? Hanno tirato fuori sta cosa di questo bunker, cioè hanno coperto, facciamo costruire sta roba qua, Sì. i bunker, ed è che è colpa dei tedeschi. Ah, ok. ma giustificarsi così. Esatto. Ma quelle torri sono originali? Adesso non mi ricordo cosa... Sul libro non c'erano dei Vermiglio che parla storia del Casale Scodose, non c'erano delle affermazioni del tipo sì, quella fa parte, quella è la Colombara, è sì. indicata come Colombara. No, non è specificato se fa parte in sé della villa o era precedente la villa. Senz'altro, come dice lui, può essere stata inglobata nella costruzione successiva. Però quella è classificata come Colombaia. E stasera ci fermiamo qui? A dispetto del fascino di una villa che c'era un mistero, rimane il fatto che in posti del genere nessuno non vuole rimanere per più di qualche ora. Curiosare di giorno di stanza in stanza è una cosa. Chiudersi la porta alle spalle e rimanere soli di notte, al buio, in un luogo dove potrebbe manifestarsi un evento soprannaturale, è tutta un'altra faccenda. Ed è proprio questo quello che stiamo per fare. Ah, qua. Sotto scala. Questo è il buco che diceva. Questo e questo. Porco boia. Ci sono due camere. Sì, ma cioè, in teoria aveva detto che c'era una stanza sotto. Infatti sotto là c'è una stanza. Sì, vedo che c'è una anche nel E bagno. qua invece c'è un coso. Qua invece c'è un tunnel, c'è un posto, c'è una cosa dove che vai proprio. C'è anche acqua giù. Ecco, mi sa a me che qua c'è qualcosa.
presenza? C'è qualcuno qui con me che vuole comunicare? Hai sentito? Un lamento? No, boom. L'ho scambiato per un lamento. E ho sentito boom sul solaio sopra. Io ho sentito boom sul solaio sopra. Ho fatto apposta a fermarmi. A farmi entrare. Per primo. Fammi qualcosa. Sì, che roba. Andiamo dalle spalle un attimo, quando fuori. C'è un funzione più avanti da tutto rapido. Non senti? No? Non luce. No, non... Che è successo? Ho sentito un lamento. Pensavo che non mi E io mi sento dietro qualcosa. E mi sento toccare la testa. sono spento. A me è rimasta sempre la buia. Come si spento? L'hai scaricata? No, guarda cosa fanno loro. Attento, devi passare di qua. Ok, adesso ce l'ho fatta. Passi. Ho visto che recitavo. Io ho saputo lungo. Ho sentito dei passi qua io. E che cazzo è? Non lo so, non Mi aspettate qua che vado a prendere la macchinetta? Sì, sì. Non è perché ho visto. C'è qualcuno qui con me che vuole comunicare? Ho sentito una voce Sì, di donna. anch'io. No. Non ho capito da dove, so che... Ah, esatto. C'è qualcuno che vuole parlare? Dammi un piccolo segno della tua presenza. Sentito? Un piccolo tonfo. Qua. No, in fondo. In fondo di là. Ho sentito anche tu da dove? Di là. Di là? E io da qua. Sto registrando. Perché fa l'eco secondo me? Sto registrando video. Io qua proprio dietro di me ho sentito camminare. Confermo. Io ho sentito il botto di là. Ti vuoi avvicinare a noi?
Ma ti senti disturbata? Disturbato? C'è una donna o un uomo? Non riesci a stare qua vicino a noi? Puoi darci un segno? Poi dici chi sei? Hai paura? Ho sentito sussurrare. Donna. Hai sentito sussurrare donna? Sì. Cioè, ho i brividi. Vicino a Andrea veniva. Avevo il coso puntato da quella direzione. Ascoltami! Ma allora se sei qua vicino, parla con noi! Comunica con noi! Riesci in qualche modo a avvicinarti dato che hai detto che sei una donna? Io ho tenuto il registratore acceso, quindi Anche io ho acceso. hai sentito la voce donna? Sussurrata proprio. Anch'io. Anch'io. Così? No, no, una voce No, di come se flybile. ti avesse risposto Sì. alla domanda che stessi Qui, in facendo. fianco a Andrea prima. Tu hai chiesto come si Sì. chiamava. Ma nitida, No, nitida. Io l'ho se era sentito io a orecchio un uomo, nudo. una donna? No, no, gli hai chiesto come si chiamava. Sì? Pensavo di sì, la domanda fosse quella. E io ho sentito un bisbiglio. Era come se io ti sussurrassi in qualcosa. Veramente? Sentilo bene, Elina, vuole fare. Hai detto questo? No, assolutamente No, no, no. No, no, posso un po', no. L'ho sentito anch'io a orecchio nudo.